2012 gli incidenti stradali avvenuti nel territorio di Padova e provincia sono stati 2.806, ovvero sono diminuiti del 20,6% rispetto all'anno precedente. È diminuito del 21,7% è anche il numero dei feriti. Di contro sono invece aumentate le vittime, toccando quota 77 decessi, a testimonianza che gli incidenti che avvengono sono sempre più gravi. Questo è quanto emerso dall'ultimo rapporto ACI-Istat. Gli incidenti più gravi avvengono sulla rete extraurbana, autostrada compresa, ma il pericolo corre anche in città. Sulle strade urbane si conta il 75% degli incidenti. Tribano e Sant'Angelo di Sacco sono i comuni dove i sinistri hanno conseguenze più gravi. Il weekend è il periodo più a rischio. Nelle notti di venerdì e sabato si concentra il maggior numero dei sinistri e delle vittime. Durante la settimana il picco degli incidenti si verifica tra le ore 18 e le 20, ovvero nella fascia oraria che corrisponde al rientro dal lavoro. Il mese nero per gli incidenti è ottobre, con 297 sinistri. Marzo è invece quello che registra il maggior picco di mortalità. Dunque le cause più frequenti, al contrario di quello che può sembrare, non è solo la velocità, che rappresenta circa il 12%. Quindi più che altro diciamo sono distrazioni o non rispetto di segnali. Il 72% degli incidenti stradali coinvolge due o più veicoli, di cui i più frequenti sono scontri frontali laterali. Tra i sinistri a veicoli isolati, la fuoriuscita e lo sbandamento del mezzo è l'evento più diffuso. Su 297 casi si sono contati 387 feriti e 22 decessi. Numerosi sono anche i casi di investimento di pedoni, che hanno causato la morte di 6 individui, mentre 220 persone sono rimaste ferite. Molto si può ancora fare per diminuire tutte queste cifre. Ci sono tre interventi che bisogna fare. I mezzi devono essere più sicuri, le infrastrutture, quindi le strade, la segnaletica verticale e orizzontale deve essere migliorata e ce n'è, e poi la formazione, perché per guidare un'auto non serve avere la patente, c'è una bella differenza fra avere la patente e saper guidare un'auto.